Buonasera, ben chiatazza a Gnovis. E chiappe sempre più quarp la ipotesi di un regolamento di cons pal scurtissamento di purcie con un fantat di disenuvains in condizioni gravis in ospedale. Da urda inquirenz, coordinats de procure di Pordenon, a origine dal mot al saresse il controllo di un zir di sostancis stupefacentis. Un gruppo di adolescenti salvaresse spietat altri zovins in tal sotpass armats di curtis e bastons e ave la pies all'estate il fantat di disenufains. Arreste di capide bande de squadre mobile, cui che al vedi taccat cui, perché che il fantat di disevot che le splocchiat la curtissade al podere sve agli par difindisi. In gracis de scuole, unemari e li sos dos fis son rivadis alla fur di una situazione di violenza e di maltrattaments domestics. Alle succedute interland udinese, dula che une femmine e adata e fie, un biglietto di consegna a un insegnante la cal domandave aiut. La mestre e ha attirato così l'attenzione de squadre mobile che ha ricostruito una storia di violencis lunghe quasi di Sainz. Il pari, un uomo di 46 Sainz nordafrican, all'offindeve, alla vilive e al berlave ai femmine e sfis, rivanta anche in diverse occasioni a chiappale a pidadis. L'uomo le sta slontanando di chiase con la improibizione di svicinarsi a famee. A son 5 lis vittimis dal Covid-19 in tesultimis 24 oris, une a Trieste e 4 in provincia di Udin. 409 investit i nuovi infets in regione a front di 4.046 tampons tra molecolars e antigenics. 3 persone sono ricoverate in terapies intensivis regionals, 76 investit ches in altris aris medicis. Contrat di solidarietà per pluio mancul 500 lavoratori dall'implant di Trieste Flextronics Manufacturing. Il documento all'estate sottoscritto tra l'azienda e l'IS russi, in presenza dall'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen e al sarà bon di lunis prossimo fin ai 31 di lui. Periodo in là che gli Sparza proveranno a individuare soluzioni per riprese economiche delle imprese, anche attraverso un new facet organizzativo. Ammortizzadors sociali previoduts anche per i lavoratori somministrati. La Regione in tali incontri ha confermato che metterà a disposizione tutti gli strumenti di politiche industriali e dal lavoro per sostenere la produzione e l'occupazione dall'implant Giuliano. Il traffico in esportazione dal Friuli Vignesi e Giulie alla FAT segna un gran risultato in tal inviamento dal 2022, tirate cantieristiche navali, più 51,3% appena dai primi 3 mesi dal 2021. Doppiato in pratiche il tasso di crescita appena de medie nazionali e a che dal nord-est. I numeri sono stati spanduti di Ires, Friuli, Vignesi e Giulie, da dai Daz, Istat. Il traffico in esportazione regionale è arrivato in questo mese a 5 miliardi di euro, di questo 711 milioni dome di cantieristiche. Unico settore in calante rilevazione dal tessil e dal vistiari, col mancul 3%. Arreste prioritari per nostra regione il marchià dai Stati Uniti, intanto che ieri segnalà, per via dal conflitto in Ucraina, la riduzione delle esportazioni in Russia. Il gruppo Danieli ha presentato il progetto per il futuro di Puar di Noiar e de Ausse Quar. È un plan di sviluppo di Metinvest aziende che è a base in Ucraina e che cerca spazi per creazione di new implants produttivi. L'implant di 1 miliardo e 100 milioni al sarà fatto dentro di 3 anni de stesse Danieli. L'azienda di Buri ha domandato alla Regione l'impegno per i dragaments e la metoda a ponte viabilità. Il new implant l'occuperà sia 100 persone in maniere dirette e anche tantis in maniere indirette.
Ultime di campagne elettorali in Friul, Vignesi e Giulie, con domenie le selezioni di 33 prins cittadins in anche tanti municipis. Voi puntate su Gurizze, Monfalcon, da Ciandecime e Codroip, i 4 comuni al voto per sore i 15.000 abitanti, ma anche a Tumiec, Tarvis, Fontanefrede, Manià e Lignan. Un sol comune al voto in provincia di Trieste, Duin, Nebrasine. In voto comune si è presentate una sola liste che dunque e combat dome quintri il quorum. Gran successo ieri sera, pedate zero dal tour di Cesare Cremonini a Lignan, che hanno assistito 18.000 persone. Prin gran avvenimento dagli stati lignanesi dopo 2 anni di pandemie. Pal concerto, dentro dal stadio Teghil, era stato preparato un palco lungo 65 metri, con una scenografia imponente e diverse maxi schermis. Prossimo gran appuntamento in Friuli, Vignesi e Giulie, il concerto di Marco Mengoni a Villemanin. E per queste sere alle 2, novis al torne lunedì di sera, sempre ai 9, manco il vin. Buone serate e mandi!